Assessore Rosolen, morti e infortuni sul lavoro sono dati che non accennano a diminuire. Oggi però premiamo delle aziende che si sono distinte per investimenti sulla sicurezza. È solo un segnale culturale o c'è qualcosa di più? L'amministrazione regionale è impegnata su questo tema assieme a tutte le parti sociali e le organizzazioni datoriali già dal protocollo del 2018 e da quel momento in poi abbiamo posto in essere tutta una serie di azioni che riteniamo prioritarie e che abbiamo inserito nella revisione della legge sul lavoro. Oggi premiamo aziende che sono state accompagnate in un percorso di maggiore sicurezza sicuramente all'interno dei luoghi di lavoro, ma che hanno scelto il welfare aziendale e la responsabilità sociale d'impresa anche nei confronti dei loro dipendenti. Si tratta di iniziative attraverso le quali, ed è un tema sul quale ovviamente è giusto dibattere, ma soprattutto guardare avanti, si stanno distinguendo per un'innovazione sociale e una garanzia di tutti i livelli lavorativi, in particolare sicuramente la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle donne, la loro capacità di inserirsi e la capacità delle aziende di inserirsi all'interno del contesto sociale nel quale vivono.